comunità. Tra le attività degli ecomusei è una sicuramente delle realizzazioni più interessanti, perché è una realizzazione che parte necessariamente da due cose: dalla ricerca sul territorio e dalla partecipazione degli abitanti. E se non ci sono queste due cose non c'è la mappa, evidentemente. Quindi mi sembra da questo punto di vista un progetto museale che va anche oltre a tutta una serie di attività museali magari più scontate, tra virgolette. È un grosso impegno, prevede poi alla fine delle realizzazioni molto differenziate le une dalle altre, perché poi la mappa, come ci è stato detto adesso, è una mappa che viene rappresentata, disegnata, quindi c'è ancora questo altro elemento. Sicuramente rappresenta una comunità in un modo originale. La mappa è un processo, ovviamente, per cui una volta che si produce una mappa si può anche pensare che magari fra 4, 5, 6 anni se ne produrrà un'altra, no? Che magari andrà anche a modificare la prima, perché è un processo. Però sicuramente mette un punto, diciamo, su un'autorappresentazione di una comunità. Rappresenta il punto di vista locale, cioè come la comunità locale si rappresenta se stessa nel suo territorio e nella sua storia. Quindi da questo punto di vista mi sembra uno dei prodotti museali più di rilievo e più originali. La mappa di comunità è una rappresentazione cartografica, no? Quindi sta su un foglio, diciamo così, e rappresenta, è una cartografia lineare, no? Su una superficie, però c'è un elemento che in tutte le altre cartografie in questo modo non c'è, che è l'elemento del tempo. Cioè la mappa rappresenta un territorio con le emergenze che la comunità riconosce come tali, ma rappresenta anche un tempo, dei tempi. Quindi una rappresentazione cartografica che rappresenta una cronologia. Anche la cronologia naturalmente riflette dei momenti che la comunità ha ritenuto importanti, che però sono nella storia, no? Quindi è molto coraggioso mettere insieme una cartografia di un territorio con la storia. Non è mai stato fatto prima delle mappe di comunità. Sicuramente la mappa di comunità l'ha ereditata, però l'ha ereditata con questa grande complessità, lo spazio, il tempo. Quello che io rilevo essere per me importante dello spazio è l'altrettanto del tempo. Da questo punto di vista la mappa di comunità supera ogni limite. È il massimo della fantasia, nel senso migliore, dell'immaginazione al potere, perché, come dire, noi qui ci autorappresentiamo, non ci interessa di fare un discorso di una filologia cartografica o di una filologia storica, no? Perché naturalmente dentro la mappa c'è la storia, ma c'è anche la memoria. La memoria è la memoria di ciò che è stato, quindi anche la memoria riporta la storia, però è una memoria orale e quindi riporta a una storia che non è una storia scritta, è un altro tipo di storia, quindi è una complessità messa insieme in un unico prodotto. E quindi mi sembra, da questo punto di vista, che sia un tipo di attività su cui vale la pena impegnarsi. L'altra cosa che nelle mappe si nota è il rapporto territorio-patrimonio. Più o meno, diciamo, i confini delle mappe di comunità sono dei confini di territori, dei confini che, diciamo, ripercorrono dei territori amministrativi o anche non. Però già nella rappresentazione cartografica del territorio ci sono poi delle evidenze di questo stesso territorio. Per esempio penso in questa carta ai roccoli, che per chi viene qui sono una delle evidenze di maggiore interesse, di maggiore sorpresa, se posso dire, e credo che possano essere anche delle evidenze su cui si può puntare per uno sviluppo locale, perché sono tanti, ho visto che sono veramente tanti, e sono delle strutture che presentano la possibilità veramente di essere riutilizzate in molti diversi modi, comunque caratterizzano questo territorio molto forte. Quindi, diciamo, il territorio non è tutto il territorio visto nello stesso modo, è come se ci fossero dei focus differenziati. Quindi i focus sono i punti di interesse dove la comunità locale punta e che alla comunità locale interessano. Dentro la mappa di comunità c'è il patrimonio, è stato citato più volte, il patrimonio culturale. Noi per patrimonio culturale intendiamo tante cose diverse. Ovviamente il Ministero dei Beni Culturali si occupa di patrimonio culturale come beni culturali attraverso un sistema di norme che prevedono poi l'azione di tutela e di valorizzazione dei beni culturali. E quindi ovviamente il punto di vista del Ministero, ma anche il punto di vista
si occupa di beni culturali da un punto di vista un po' diciamo da lontano, in cui i beni culturali sono quelli che vengono riconosciuti come tali dalle strutture tecnico-scientifiche del Ministero oppure anche regionali, e lì diciamo si opera in un certo modo. Ovviamente questo tipo di patrimonio culturale è importante anche per le popolazioni, questo è evidente che lo sia, però poi è anche vero che per chi vive in un territorio ridotto il patrimonio sicuramente non è fatto solo di emergenze che possono interessare le sovrintendenze, ma è fatto di tante altre cose. Abbiamo parlato di patrimonio culturale materiale e immateriale, ma poi questa distinzione è anche per certi versi un po' artificiale, perché il patrimonio materiale e quello immateriale sono fusi insieme, no? Qui abbiamo una statua che prima è stata portata in processione e quindi abbiamo un elemento materiale che è la statua e il baldacchino, e poi abbiamo un elemento immateriale che è dato dalla modalità con cui la statua è stata condotta, no? Dalla scelta del percorso che è stato fatto, da come le persone sono andate dietro alla processione della Santa. Quindi è sempre un insieme di materialità e immaterialità, però ovviamente questo è un patrimonio culturale più vicino alle persone, perché ha a che fare con la vita stessa delle persone, e da questo punto di vista diciamo che l'approccio antropologico, nel senso che l'approccio di antropologia culturale, di demo-etnoantropologia, come si chiama ufficialmente, è molto importante, perché questo tipo di disciplina è quella che ha gli strumenti metodologici per fare ricerca sul campo, che è quello che ha fatto la Giuseppe qui insieme a voi, per fare ricerca sul campo facendo emergere il patrimonio culturale da questo punto di vista, che è fatto di minuzia, è fatto di memoria, è fatto però non solo di memoria, è fatto anche di fare, è fatto di uno stile di vita che dentro il quale c'è la memoria in parte, ma c'è anche il fare, operare, il vivere realmente le cose, come la processione che abbiamo visto prima, che è un fare, è una cosa che abbiamo visto, non è solo una memoria. Quindi questa è una mappa che secondo me non solo contiene il patrimonio per la comunità, ma forse anche una capacità comunicativa. Tra l'altro volevo dire che la minuzia di alcuni dettagli, qui la mappa va guardata con occhiali diversi a seconda di come vediamo, dobbiamo guardarci gli occhiali, perché ci sono delle restituzioni minuziose di cose e uomini, di attività diciamo umane, che ricordano certi quadri di Bruegel, tutti pieni di cose con vari livelli di vicinanza, dove tu però vai a vedere il dettaglino del dettaglino, no? E da questo punto di vista complimenti al disegnatore, perché secondo me questo è molto interpretato. Voi vi vedete pochi, no? Però quando si guarda la mappa si trovano tantissime cose dentro la mappa, quindi uno pensa questa è una comunità enorme numericamente, no? Invece poche persone con tante cose dentro. Questo vuol dire scavo, patrimonio culturale che è emerso, non che voi ne avete più di altre comunità, ma che è emerso, è riuscito a emergere. Quindi una mappa che ha anche questa capacità di comunicare. Ho notato un paio di cose che mi hanno molto interessato. Forse la prima è quella della toponomastica, è stato anche citato questo, questa minuzia della toponomastica locale che non si trova in nessuna cartografia ufficiale, anche nelle carte dell'Istituto Geografico Militare, quelle a grande scala, è difficile che si trovi una minuzia di toponimi di questo genere, perché qui siamo su una toponomastica orale, una toponomastica che le persone che sono nate e vissute in questo luogo hanno appreso per oralità dalle persone che vi hanno preceduti, ma anche per frequentazione del territorio, perché tutti i toponimi di montagna, di campagna, che non siano di paese, diciamo così, richiedono di sapere il nome, ma anche i confini che non stanno su cartografie ufficiali. Questo è veramente un sapere locale grandissimo, di cui pochi sono disponibili della chiave, che tra l'altro è un elemento che potrebbe essere approfondito e frutto di sviluppo. Credo che si potrebbe tra l'altro continuare a lavorare molto sulla toponomastica orale. Ovviamente la toponomastica orale si porta attraverso anche tante altre cose, nomi di persone, per esempio alle volte i luoghi prendono nome da una famiglia, da una persona che sta, storie legate al nome di un luogo, quindi non solo le storie che si raccontavano come quelle che abbiamo sentito prima, ma anche le storie legate a un luogo, perché lì è successa qualche cosa. Poi se è veramente successa non ci interessa molto, perché qui siamo nell'oralità, e l'oralità è un processo per cui le cose che io so oggi sono quelle che mi sono arrivate
come voi preparate certi piatti, che parlavamo della contemporaneità, voi cucinate e mangiate, quindi cucinate determinati piatti oggi e li fate secondo dei saperi e delle pratiche che avete, no? E allora avete dei piatti e il piatto, la ricetta di quel piatto lì è il modello, fate il frigo e tutti voi fate questo piatto, no? Quello è il modello. Poi ognuno di voi lo cucina